Arte e dittature. Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Siamo ancora nell'ambito delle avanguardie del primo Novecento, ma in questo caso, dopo aver affrontato la relazione tra arte e Grande Guerra, vediamo cosa è accaduto negli anni delle grandi dittature europee. Bene, come abbiamo detto nei precedenti video in cui ho trattato il rapporto tra artisti e Prima Guerra Mondiale, nel Novecento in particolare, l'artista, i gruppi di artisti non possono restare indifferenti ai grandi cambiamenti sociali, politici, economici che accadono al loro tempo e nei loro paesi. Abbiamo visto come l'artista si sia relazionato in maniera radicale con la guerra. Dopo la Prima Guerra Mondiale succede che a causa dei nazionalisti soprattutto inizia il periodo delle cosiddette dittature europee, il fascismo in Italia, il nazismo poi in Germania, lo stalinismo in Russia, ma anche in paesi che poi dopo non saranno in realtà coinvolti nella Seconda Guerra Mondiale, come il franchismo in Spagna, il Portogallo e altri stati. Un periodo in cui dominano questi regimi totalitari. Gli artisti ovviamente restano coinvolti in questo clima o nelle situazioni che vivono i loro paesi. Il primo argomento di cui io parlo in questo video è una scuola, ma non più una scuola intesa come clima culturale, come era la scuola di Parigi, la scuola di Chicago. Qua parliamo di una scuola intesa come un edificio vero e proprio, cioè una scuola dove insegnare. La scuola, come dice il nome che qua sta scritto, del Bauhaus, la scuola del Bauhaus. Letteralmente Bauhaus in tedesco vuol dire casa del costruire. Si tratta di una scuola di arte applicata, in un certo senso la prima scuola di concezione moderna, intesa come corso professionale. Una scuola di 3 anni che non è un'accademia, non è un'accademia di belle arti, è proprio un corso pratico dove gli indirizzi sono la grafica, il design, l'architettura, la fotografia, ma anche il teatro. Guardiamoci questa immagine di costumi teatrali realizzati da loro per uno spettacolo. È importante il legame che si crea col mondo delle industrie, ovvero questa scuola è innovativa da molti punti di vista. Non solo è un corso professionale di arti applicate come potremmo intenderlo oggi, ed è un po' l'archetipo delle scuole di arti applicate moderne, ma soprattutto inventa quello che oggi chiamiamo l'alternanza scuola-lavoro, cioè gli studenti che, ancora studenti, vanno però a fare pratica in un'azienda e le aziende che realizzano i progetti di questi studenti, nel campo del design in particolare, ma anche nel campo della grafica. Il rapporto con l'industria è importante. Perché nasce questa scuola, fondata dall'architetto Walter Gropius? Nasce per un motivo molto particolare e molto importante. La scuola del Bauhaus è fondata per cercare di dare una speranza alla gioventù tedesca nel terribile dopoguerra di cui bene abbiamo parlato trattando l'espressionismo tedesco. È una scuola che viene aperta nel 19 e nel 33 già viene chiusa dai nazisti, che vogliono un'arte ufficiale, tradizionale e controllabile. Per i nazisti le avanguardie sono proprio fumo negli occhi, qualcosa che non possono controllare e di cui non possono conoscere l'evoluzione. La prima sede è a Weimar, proprio, nella città che dà il nome alla Prima Repubblica che nasce dopo la sconfitta tedesca nella Grande Guerra. Poi viene aperta un'importante sede a Dessau, ed è quella di cui abbiamo visto l'immagine prima, l'edificio, questo qua, progettato dallo stesso Walter Gropius. La sede di Dessau, importantissima, oggi è un ostello, insomma un edificio che è stato recuperato e riutilizzato per altro, perché appunto la scuola poi viene chiusa nel 1933.
I nazisti cominciano già a mettergli i bastoni tra le ruote quando è a Dessau, viene costretta a chiudere, viene riaperta in un'altra forma a Berlino, poi viene definitivamente chiusa nel 1933. Questa scuola è un'occasione di rinascita culturale e di lavoro per i giovani nel difficile dopoguerra tedesco e ha avuto fior di insegnanti: Wassily Kandinsky, Paul Klee, un altro pittore astratto, lo stesso Gropius per l'architettura e Itten, quel Johannes Itten di cui spesso noi disegniamo a scuola il disco cromatico, il disco dei colori, oggi usato appunto ancora a scuola per spiegare la teoria del colore. Fior di insegnanti, ma anche gli studenti poi, molti di loro sono diventati artisti e personalità culturali di rilievo. Un'esperienza quindi che si chiude nel giro di una dozzina di anni, ma è stata poi la base per il prototipo della scuola d'arte nel secondo Novecento e soprattutto è stato un esempio fondamentale di scuola creativa legata però al mondo del lavoro, al mondo pratico. Questa prima esperienza negli anni 20, negli anni 30 è poi profondamente legata anche al concetto di architettura razionale. Eccola qua, l'architettura razionalista. Infatti, negli anni tra le due guerre mondiali si sviluppa quella che verrà chiamata architettura razionalista o movimento moderno, di cui Walter Gropius è uno degli esponenti, e di questo parliamo nel prossimo video. A tra poco!